serata particolare qua a Sala Ercole a Portoviro, una serata dedicata alle donne, ma soprattutto io sono affascinato da questi strumenti. Siamo davanti alle arpe, strumento bellissimo, sconosciutissimo, con la maestra Sabina Baratella e questa giovanissima artista che si presenta. Buonasera a tutti, sono Elisa Stefanini. Allora Elisa, spiegami questo strumento, come si suona, perché tu sei affascinata da questo strumento e magari fammelo vedere un pochino dal vivo, dai. Ho cominciato a suonare l'arpa alle medie con la professoressa e ho cominciato da questo modello di arpa che si chiama arpa celtica e piano piano con l'avanzare degli anni si va a crescere fino ad arrivare alle arpe da concerto, le arpe sempre più grandi che sono le arpe pedali. Questo è uno strumento praticamente che, forse dico una fesseria, ma ripropone la stessa meccanica di un pianoforte o sbaglio? Più o meno, non c'è il pedale, cioè i pedali del pianoforte non ci sono, nel pianoforte abbiamo le note tutte lì e invece qua diciamo che le note ce le ricaviamo noi perché abbiamo la scala naturale, abbiamo tutte corde che vanno dal Do al Si e si ripetono in scala, abbiamo diverse ottave, vanno sempre più su, dalla più grande alla più piccola. Nelle celtiche abbiamo le chiavette che determinano le alterazioni, sarebbero i tasti neri del pianoforte, invece nelle arpe a pedali abbiamo appunto i pedali che sono quelle che dopo alterano le note. E questo strumento mi ha da sempre affascinato perché è veramente inusuale, ecco, e altrettanto inusuale è suonare in così tante, ecco, ed è per questo che noi ci distinguiamo da molti altri gruppi. Ci siamo fatti anche la divisa, il team degli arpisti, ci siamo fatti le cartelline, abbiamo un nostro repertorio e ci distinguiamo anche per l'allestimento che portiamo ogni volta. Abbiamo i palloncini che realizzo sempre io e palloncini e dopo le note sulle nostre arpe, anche quello è un tratto distintivo e niente, ci divertiamo molto. Allora, che dire, adesso sentiamo naturalmente il concerto, io vi faccio i complimenti anche perché, come ripeto, è uno strumento affascinante ma almeno per me particolare. Un po' sconosciuto in realtà per così la paura di chissà che repertorio, chissà quanto costa, chissà che difficile, invece è uno strumento che rende molto immediatamente perché essendo appunto simile a un pianoforte tutto quello che è melodico ha un rientro immediato e quindi ed è più semplice di quello che uno pensa. È chiaro che poi la difficoltà aumenta con l'aumentare degli anni, però insomma ce la caviamo dai, anche perché siamo in poche ad avere tutte queste arpe. Sai cos'è che quello che mi meraviglia? Cioè, voi fate una festa, esatto. Dicono tu porti la chitarra, voi portate l'arpa. Sì, esatto. Noi portiamo le arpe. Ormai è da 5-6 anni che facciamo così. Facciamo anche 10. Sì, facciamo trasferte dappertutto. Questo è un numero minimo perché qui siamo i più grandini, poi ci mancano altrettanti i più giovani che quando ci spostiamo tutti in gruppo siamo intorno ai 25 persone. Ma la vostra scuola dov'è? Ad Ariano nel Polesine, lei frequenta il Conservatorio di Adria perché è finito la scuola delle medie, diciamo indirizzo musicale, si passa al conservatorio e poi proseguono e poi chi continua ancora con me, ma nel gruppo non si abbandona mai perché qua si viaggia, ci si diverte. Perfetto, adesso mi gusto il vostro spettacolo, grazie a voi, buon lavoro. Grazie.